Ricordare per non dimenticare è lo spirito che ha animato le manifestazioni celebrative promosse dalle scuole di Agrigento in occasione della Giornata della Memoria, istituita nel 2000 per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la deportazione, la prigionia e la morte. Numerosi i momenti di riflessione che hanno coinvolto gli studenti alla luce dei recenti fatti di cronaca. Il Liceo Classico Empedocle di Agrigento, diretto da Anna Maria Sermenghi, ha organizzato una giornata ricca di interventi curati dai docenti dell'istituto con approfondimenti sulla questione ebraica e i fatti di Parigi. Abbiamo organizzato in aula magna con le classi prime liceali un incontro che sarà anche una tavola rotonda con il contributo degli studenti che animeranno un dibattito sul tema "Hanno chiuso la sinagoga", un tema di riflessione che prende spunto dai recenti fatti di Parigi per porre all'attenzione dei nostri giovani la questione ebraica, il problema dell'antisemitismo come uno dei problemi ancora molto vivi e molto presenti nella storia del nostro tempo. I contributi a questo dibattito e a questa riflessione hanno lo scopo di far comprendere da tanti punti di vista quale significato abbiano avuto le stragi terroriste perpetrate sia contro il giornale satirico accusato di avere offeso la sensibilità dell'Islam e d'altro canto la strage che doveva essere peraltro ben più ampia nei confronti degli ebrei, perpetrata comunque al supermercato di Parigi frequentato da ebrei. Perché abbiamo pensato di collegare la giornata della memoria a questa riflessione? Perché nello spirito con cui la giornata della memoria è stata istituita, pensata, c'è in fondo quel bisogno culturale profondo di riflettere sui fatti della storia per evitare che altri fatti, altri olocausti, altre tragedie come quella che si è abbattuta nei confronti del popolo ebraico possano ripetersi ancora nella storia. Ed in contemporanea l'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento ha organizzato un percorso tematico con letture di brani scelti, video e canzoni dal titolo "Gli estremismi e la cultura". Noi ogni anno realizziamo assieme ai ragazzi solitamente un recital in cui parole, musiche, immagini servono semplicemente per far restare in loro un segno tangibile di quello che è stato affinché mai più debba ripetersi. Quest'anno il nostro obiettivo è soffermarsi sugli estremismi e la cultura negata, l'istruzione negata, e abbiamo realizzato un percorso che, partendo da Anna Frank, dai ragazzi che con le loro testimonianze, ragazzi allora, adulti oggi, hanno lasciato la scuola perché ebrei, fino ad arrivare anche ai nostri giorni con l'esempio di Malala, che ha lottato e continua a lottare per l'istruzione per tutti.